Ucciso dalle corna del cervo nell'assurda tragedia tra Borgo Valbelluna e Quero Vas, i funerali di Manuel Favaro martedì a Zero Branco. A parlare oggi i genitori del giovane, non c'è rabbia, solo dolore. 46 irregolari, 12 totalmente abusivi, controlli della Guardia di Finanza all'aeroporto Marco Polo di Tessera tra i conducenti di mezzi a noleggio per il trasporto persone. A Mestre il presidio degli autisti di autobus all'ex deposito a CTV per denunciare i turni cui sono costretti a lavorare a discapito della salute fisica e mentale. 7 anni fa stuprarono una 18enne in un'abitazione di Marconi, individuati 2 giovani violentatori bloccati dalla polizia a Mestre e Vittorio Veneto. Chiederemo gli arresti domiciliari, così l'avvocato della 24enne padovana condannata per l'omicidio di Mattia Caruso, Valentina vittima di vessazioni e umiliazioni. A giorni verrà ratificata ufficialmente l'espulsione dalla Lega del consigliere regionale Fabiano Barbisana dopo le frasi shock pronunciate a Focus, a chiamarlo in queste ore anche il governatore Zaia. Nella Marca trevigiana da sempre attrazione leghista il sorpasso dei tesserati di Fratelli d'Italia. Il coordinatore regionale De Carlo, il vero avversario è il centro-sinistra. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Ucciso dalle corna del cervo nell'assurda tragedia stradale tra Borgo Valbelluna e Quero Vas. I funerali di Manuel Favaro saranno celebrati martedì a Scandolara di Zero Branco e a parlare oggi sono i genitori del 35enne che da poco era diventato papà. Manu era un mito. Era un ragazzo solare, pieno di vita. Si faceva amare da tutti. Non c'era altro. Diceva, ciao vecchia, sono qua, siamo arrivati. Dai, prenditi la nipotina, goditela. Sì. Era felice di essere diventato papà? Sì, era il 7° cielo. Viveva per la sua famiglia. Tranquilla vecchia, sto bene, diceva Manuela, mamma Donatella, ogni volta che lei preoccupata lo cercava per sapere dove fosse. Stava in apprensione sempre quando si metteva in strada con il camion, ma lui cercava di tranquillizzarla. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un destino atroce attendesse suo figlio sulla strada. Il martedì sera c'era la riunione di famiglia, Manuel sedeva qui, una famiglia unitissima. Racconta papà Roberto che sabato il figlio lo aveva raggiunto qui sul campo per aiutarlo a raccogliere le patate. Faceva anche giardini fuori tempo, anche se faceva un sacco di ore, però era sempre col sorriso in bocca. Sempre felice. Si tirava mai indietro, non si tirava. Sì. Era sempre disponibile per tutti. È Alex, il figlio più giovane, a stringere accanto a sé mamma e papà, lui e Moira, la più grande. Questa la foto che li ritrae da piccoli. Se ne diamo ancora conto, anche se l'abbiamo già visto in orbitorio, non ci rendiamo ancora conto che ci manca il suo sorriso, tutto. Non riusciamo ancora a realizzare bene cosa è successo. Non c'è rabbia nelle loro parole, né un accenno all'auto che ha travolto il cervo, finito poi nella cabina del camion guidato dal figlio. Non penso a altro, io penso solo a lui. Se non si è accorto neanche quello della macchina, no, sicuramente. Esatto. È stato Non si è accorto neanche il nostro figlio. A breve arriverà Tiziana, la compagna di Manuel, cercano di stare insieme il più possibile. Era il giorno di Pasqua quando comunicarono la nascita della loro bambina. Manuel aveva fatto mettere dentro l'uovo scarpette ed ecografia per dare lieto annuncio. Guardo loro due e non capisco. Allora mi fanno, ma non hai capito? Certo, ho detto, ma che cos'è? È incinta. La Tiziana è incinta. Guardo mio figlio sbianco e mi sono messa a piangere dalla felicità. I funerali di Manuel saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Scandolara. La sera prima alle 20 sarà recitato il Santo Rosario. La famiglia sta organizzando un pullman con partenza domenica questa, ore 7:30, dal piazzale della chiesa per chiunque volesse salutare il figlio in obitorio a Belluno. Attendono di capire quante persone arriveranno. C'è il mondo che ci vuole bene. Il mondo è lì ringrazia. Un pezzo di cuore è partito. Però un pezzo di noi non c'è più. All'aeroporto Marco Polo di Tessera scoperti dalle fiamme gialle 12 conducenti di mezzi a noleggio che prestavano servizio in maniera totalmente abusiva. È l'esito di 150 controlli nei mesi scorsi, 46 in totale gli irregolari.
Durante una serie di ispezioni sugli operatori del trasporto pubblico non di linea che accompagnano i passeggeri in arrivo o in partenza da Venezia all'aeroporto Marco Polo, i militari della Guardia di Finanza di Tessera hanno sanzionato su 150 46 conducenti NCC, noleggio con conducente, di cui 12 che svolgevano il servizio in maniera completamente abusiva. Avevano un loro veicolo e facevano il servizio NCC in maniera totalmente abusiva. Abbiamo fatto 14 sanzioni a questi soggetti, sequestrandogli la carta di circolazione, quindi impedendogli quantomeno di utilizzare il veicolo per i prossimi 2 mesi. Se ci fosse stato un incidente con feriti, probabilmente sarebbero stati grossi guai anche dal punto di vista assicurativo, perché il trasporto sui veicoli è assicurato se sono trasporti di tipo privato, quindi questo trasporto è un tipo di trasporto professionale, non è neanche coperto dall'assicurazione. Per 31 è stato disposto il ritiro della carta di circolazione e il fermo amministrativo del veicolo. In un caso abbiamo anche provveduto a sequestrare il veicolo perché nonostante il ritiro della carta di circolazione il soggetto ha continuato a circolare con il veicolo facendo altri servizi di trasporto e quindi con il successivo poi sequestro del veicolo e il ritiro della patente stessa. Tra i 12 abusivi, uno in particolare, sprovvisto di licenza e abilitazione professionale, esibiva sul proprio veicolo una fedele riproduzione dello scudetto di riconoscimento del figlio, regolare conducente NCC. Erano veicoli 9 posti, i classici van, quindi erano veicoli appositamente acquistati per fare quello scopo. Ma come si facevano trovare? Con degli annunci, con un passaparola? Questo l'avete capito? Più che altro sono passaparola, cioè sono passaparola molte volte anche magari tramite degli esercenti come possono essere degli hotel che magari non sanno che non hanno la licenza e quindi si propongono come NCC e magari l'esercente dell'hotel propone ai suoi clienti in servizio di trasporto credendo di affidare i suoi clienti a un NCC, invece molte volte non è stato così. Presidio degli autisti di autobus all'ex deposito a CTV di Mestre per denunciare i turni cui sono sottoposti a lavorare. Sentiamo. Assemblea sindacale questa mattina qui ai cancelli dell'ex deposito ACTV di Mestre. I lavoratori denunciano le condizioni con gli orari massacranti in cui da troppo tempo sono costretti a lavorare. Oltre allo sciopero dei trasporti che ha visto un'alta adesione anche a Venezia, il sindacato ha voluto denunciare ancora una volta le pessime condizioni in cui gli autisti da CTV a MOM oltre la linea, i cui mezzi sono protagonisti del tragico incidente sul cavalcavia di Mestre in via Carducci, sono costretti a lavorare. Peggiorando i turni di servizio, aumentando le responsabilità, aumentano le aggressioni e i salari sono quelli che sono oggi, purtroppo la gente trova altre strade per trovare altre soluzioni. Io volevo mettere in evidenza anche le responsabilità che hanno le aziende del trasporto pubblico che dovrebbero controllare i subaffidamenti se i servizi in subaffidamento rispettano le regole. Noi abbiamo il timore che questi non le rispettano, che nessuno controlla cosa fa il subappaltante. Quindi da questo punto di vista vogliamo mettere di fronte alle proprie responsabilità ognuno delle parti in causa. Riuscire a lavorare in condizioni meno pesanti sembra impossibile anche quando si hanno problemi di salute certificati. È appurato il mio stato di salute e l'azienda ha detto ok, vedrò di darti dei turni un attimino più consoni al tuo stato di salute. Io ho fatto notare, guardate che la situazione non è cambiata, continua a essere sempre spezzati, per me è pesante, ma l'azienda dice siamo un brutto periodo, non possiamo accontentarti. Accanto ai lavoratori anche il consigliere regionale Montanariello. La legge non può chiamarsi fuori dal mettere una serie di paletti che debbano avere certezza delle condizioni psicofisiche di salute e di qualità della vita di chi oggi si appresta a guidare un mezzo di trasporto pubblico locale. La morte di Mattia Caruso dopo la condanna a 24 anni di reclusione per omicidio volontario di Valentina Boscaro, parla ai nostri microfoni il difensore della donna. Valentina Boscaro, il professor Alberto Berardi, il difensore della giovane donna condannata a 24 anni per l'omicidio di Mattia Caruso, l'uomo con cui aveva una relazione, ucciso con una pugnalata al cuore dopo essere usciti da un locale nella circonvallazione di Abano Terme nel settembre 2022. Una sentenza che il legale ha accolto così. Riteniamo quantitativamente iniqua.
La gravità del fatto è plastica, è nota, è fuori discussione, ma ritengo che il processo abbia fatto emergere un contesto nel quale quel fatto è maturato, che è un contesto vessatorio e condizionante tragico che ha subito Valentina Boscaro nell'anno e mezzo precedente il fatto. In attesa delle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise, che saranno depositate tra 90 giorni, il legale risponde alle accuse donna bugiarda e manipolatrice mosse alla sua assistita dalla famiglia di Mattia Caruso. Io comprendo e rispetto silenziosamente l'esigenza e il diritto dei familiari della vittima di difenderne a spada tratta e a oltranza la memoria. A fianco a questo doveroso rispetto devo dare atto del fatto che il processo ha provato, soprattutto documentalmente attraverso messaggi di testo e immagini, il fatto che Valentina era vittima di una relazione, di un rapporto con il povero Mattia Caruso, vittima greve, vittima di vessazioni e umiliazioni fisiche e morali letteralmente indicibili. Valentina Boscaro da mercoledì è in carcere a Verona. Poche ore fa il legale, che sta già pensando a ricorso in appello, l'ha sentita per la prima volta al telefono. Andrò a trovarla, per quel dovere di solidarietà etica che a noi difensori impone di far visita ai nostri assistiti detenuti, e per rappresentarle le iniziative che intendiamo intraprendere già nell'immediato. Impugneremo l'ordinanza della Corte d'Assise davanti al Tribunale della Libertà di Venezia, facendo valere la inesistenza di esigenze cautelari sopravvenute la sera della pronunzia della sentenza rispetto ai 13 mesi precedenti, che hanno visto Valentina Boscaro rispettare in modo assolutamente puntuale le prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari. Ancora cronaca, 7 anni fa stuprarono una 18enne in un'abitazione di Marconi, individuati i 2 giovani violentatori bloccati dalla polizia a Mestre e Vittorio Veneto. Violenza sessuale di gruppo, arrestati 2 27enni dalla squadra mobile della Questura di Venezia. Lo stupro avvenuto nel 2016 nei confronti di una ragazza italiana che all'epoca dei fatti aveva 18 anni e aveva conosciuto uno dei 2 stupratori in un locale di Mestre e con lui aveva avuto un flirt. La ragazza lo aveva poi seguito nella sua abitazione a Marcon, dove si trovava anche il secondo ragazzo. I 2, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbero approfittato della 18enne abusando entrambi di lei, nonostante la giovane avesse cercato in tutti i modi di respingerli. I 2 rintracciati dopo una serie di monitoraggi, uno dei quali fermato a Vittorio Veneto e ora condotto in carcere a Venezia, dove dovrà scontare la pena di 6 anni di reclusione. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il telegiornale del Veneto. Siamo alla politica. A giorni verrà ratificata ufficialmente l'espulsione dalla Lega del consigliere regionale Fabiano Barbisan dopo le frasi shock pronunciate a Focus. A chiamarlo in queste ore anche il governatore Zaia. Penso che non ci siano giustificazioni per quello che ha detto. Ha fatto le scuse, c'è stata ovviamente l'espulsione, io non ho altro da aggiungere. Sono affermazioni che non si possono minimamente giustificare, non si fanno, punto e basta, quelle affermazioni. Nemmeno uno che lo conosce bene come il governatore del Veneto gli ha lasciato qualche possibilità di sorta, ma c'è da credere che il caso di Fabiano Barbisan, espulso dalla Lega per le sue frasi shock a Focus su donne e uomini di colore, tenga ancora banco nei prossimi giorni, almeno finché non si saprà il suo futuro, forse verso altri lidi politici che in molti prima dello scandalo vedevano colorati di azzurro Forza Italia. Ma dopo quanto accaduto c'è da credere che il segretario veneto Flavio Tosi voglia tenersi alla larga da scelte che aprirebbero un fronte di forte discussione interna al partito in progressiva rimonta in Veneto. L'unica cosa certa è che il 69enne consigliere regionale è fuori dalla Lega, decisione ratificata a giorni. E un'altra ricostruzione è che il numero 1 del Carroccio Veneto, Alberto Stefani, abbia colto la palla al balzo per togliere di mezzo uno dei leghisti contestatari della nuova linea, viste le polemiche per il mancato voto al congresso regionale.
Stefani, oggi nella sua Borgoricco, ha glissato ogni commento ulteriore rispetto al freddo comunicato con il quale ieri ha espulso Barbisan, che invece ha ricevuto una chiamata da Zaia. L'ho sentito ieri sera, gli ho telefonato, lui è assolutamente preoccupato e anche rammaricato di tutto quello che ha fatto. E mentre sui social più di qualche politica donna chiede a Barbisan di dimettersi anche da consigliere regionale, resta, ampliando il discorso, una riflessione proprio delle donne in politica su certi limiti ormai insopportabilmente superati. Io credo che oggi il vero problema sia che comportamenti come questi mettono in difficoltà quello che è l'immagine di una pubblica amministrazione e di un'istituzione. Il tema però è proprio vivere in questo circo mediatico dove si dimenticano alcuni fondamentali, mentre soprattutto chi è nelle istituzioni deve, secondo me, avere rispetto della dignità di ogni persona. Ed ancora politica, nella Marca trevigiana da sempre a trazione leghista, il sorpasso dei tesserati di Fratelli d'Italia. Il coordinatore regionale De Carlo, il vero avversario è il centrosinistra. 2751, l'ultimo dato relativo ai tesserati di Fratelli d'Italia in provincia di Treviso, un dato che sancisce il sorpasso sulla Lega, ferma a circa 2300 e che brucia gli alleati del Carroccio nella provincia più leghista d'Italia. Esultano i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni anche per il risultato a Treviso città, 350 tesserati, numeri che già alle ultime amministrative hanno portato in giunta 2 assessori. Crescono i tesserati, nella città di Treviso i numeri sono cresciuti tantissimo, vuol dire che l'apporto che stiamo dando anche come amministratori, penso, ma come iscritti, come tesserati, sta lavorando nella giusta direzione. Non mi interessa i numeri degli altri, guardo i nostri e la crescita è significativa e continuiamo a lavorare così. Chiusa la stagione del tesseramento, parte quella dei congressi. Un calendario ufficiale ancora non c'è, ma probabilmente il provinciale dovrebbe tenersi entro fine novembre. In seguito si voterà per il congresso regionale ed i numeri raggiunti dagli iscritti inorgogliscono il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il senatore Luca De Carlo, che non ha mai fatto mistero del desiderio del partito di puntare per il 2025 al vertice della regione, a scapito dell'alleato leghista. Io non faccio mai paragoni interni, a me quello che interessa sempre è che Lega più Fratelli d'Italia, più Forza Italia, più centristi facciano sempre il 51, lo dico sempre, lo dicevo anche quando noi eravamo piccolini, a maggior ragione adesso che siamo un po' più grandicelli degli altri, ma la politica è fatta di evoluzione, oggi magari a noi, domani a un altro, e quindi l'importante è essere sempre alternativi alla sinistra e avere sempre un voto in più della sinistra, che rappresenta una parte di mondo che a noi non piace. Non ci sono margini di alcun tipo di modifica della distribuzione delle gare rispetto a quanto già approvato dal CIO. Torniamo a parlare delle Olimpiadi Milano-Cortina. La Lombardia alza un muro contro la proposta del governatore Zaia dopo l'affossamento del progetto di costruzione della pista da bob a Cortina. Tutti contro il Veneto, per meglio dire contro il presidente della regione Luca Zaia e la sua proposta di ridistribuzione delle discipline olimpiche dopo lo schiaffo a Cortina e il progetto di costruzione della nuova pista da bob. Ed è muro contro muro in queste ore. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi conferma le sue dichiarazioni rilasciate a Repubblica. Non si possono più fare queste proposte perché ormai è partita la macchina, ferma, punzecchiando neppure troppo velatamente il Veneto per i ritardi accumulati. Noi siamo in assoluto rispetto dei tempi, dice Fontana, progettazioni, bandi di gara e investimenti che non possiamo più sospendere. Non credo sia plausibile ogni tipo di modifica del piano che era stato approvato anche dal CIO. Zaia oggi da Roncade risponde e non si arrende. Abbiamo un consiglio martedì e quindi vedremo di capire come sarà. Del resto è anche impensabile che si possa immaginare che una località che dà il nome alle Olimpiadi, che è Cortina, possa avere 8 gare e quindi le facciamo in una mattinata. Non mi sembra che si possano chiamare Olimpiadi. Il presidente della regione fa appello al buon senso di tutti. È arrivata una disciplina, ma non è una mia richiesta, è arrivata una disciplina nuova che è stata lo sci alpinismo e abbiamo deciso assieme di attribuirlo ad esempio alla Lombardia. Questo accade, ma accade non solo da noi, è accaduto anche nelle altre Olimpiadi. Noi abbiamo 2 eventi, le Olimpiadi e le
Paralimpiadi. Adesso sto parlando delle Olimpiadi, che sono quelle che hanno avuto, diciamo, questo problema di cedere il bob, che significa per noi bob, skeleton e slittino, quindi significa un bel po' di gare, un bel po' di medaglie. Intanto da Torino si annuncia che a giorni sarà pronto lo studio di fattibilità per l'adeguamento della pista di Cesana con il benestare della Lombardia. Nessun problema se il governo decide per Torino. Già, ma a quando la decisione? E soprattutto di chi sono le responsabilità per il fallimento del progetto di Cortina? È tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Continua il maltempo portato da una perturbazione atlantica, ancora piogge sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 21 ottobre. Sul Veneto precipitazioni più persistenti ed abbondanti, specie sulle zone montane e pedemontane, via via più diffuse nel corso della giornata un po' su tutti i settori della nostra regione. Tendenza a diradamento dei fenomeni a partire dalla sera. Temperature stazionarie, minime sugli 11-13 gradi, massime comprese tra 20 e 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà piuttosto instabile, con cielo nuvoloso e con piogge intermittenti, a tratti moderate. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 19-22 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà poco differente, infatti ci attende una spiccata variabilità con rovesci sparsi. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime infine sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.